Voglio fare un saluto a un vigile del fuoco che stava qui, ci ha messo un'ora per farsi un selfie con me. È incredibile, pensate, non era capace di mettere a fuoco, che è una cosa che tecnicamente non è possibile. E Maria ha creato tanti posti di lavoro, anche a Matteo. Renzi è venuto qui ed ha trovato un posto come premier. Però io voglio dire una cosa, Renzi è venuto una volta e l'hanno fatto presidente del Consiglio. Io dico è Rudy Zerbi, che sta da 10 anni schiattato a Cadinda, non lo facciamo neanche consigliere della circoscrizione di Caianiello. Ma com'è possibile questa cosa? Com'è possibile? Un consigliere di Valmontone, dice una grande soddisfazione. Perché questo è un paese dove si vuole lavorare, non è vero che non si vuole lavorare in questo paese, non è vero che c'è indolenza, qua si vuole lavorare, non è facile. E tu fortunatamente, Maria, hai creato qui una sorta di collocamento, ma il collocamento non funziona in Italia. Cioè un ragazzo è andato al collocamento e ha detto è un'ingiustizia, io ho 3 diplomi e dormo ancora nel letto con mia mamma. Ha risposto quello dietro allo sportello, dice mo dice a me, io ho 2 mogli e dormo ancora in macchina. Ma che dai già dice? Perché molti ragazzi vogliono partire, vogliono andare fuori, ma non è facile andare all'estero, ritrovarsi con usi e costumi completamente diversi dai nostri. Cioè vai a Parigi, ecco, vai in Francia, chi va a studiare alla Sorbona, chi magari va a fare il cameriere, e trovi una metodologia diversa dalla nostra, ma già sulle cose semplici. Vai a comprare il pane dal panettiere e lì non è che vendono il pane, diciamo, classico come il nostro, la baguette. E non è che vendono la baguette normale, sai, la vendono che ci mettono la carta intorno. No, la baguette, il francese la mette sotto all'ascella, si fa 4 chilometri tenendola sotto all'ascella, perché si deve sentire la fragranza, il pane si deve sentire. Ma tu dopo 4 chilometri che hai camminato sotto solo questa baguette sotto l'ascella, quando torni a casa non c'è bisogno di fare la scarpetta, perché sotto all'ascella c'è fatta carbonara. Quindi questo i francesi così, ma c'è una differenza. In Francia la baguette, tu vai a Londra, magari parli, mi dà un sandwich. A Napoli c'è sto pancafone, che già quando lo dici ti dà quella il palatone, che già ti dà una forza. Sto pane cafone come te lo immagini? Il pane cafone me lo immagino che non c'ha la mollica, te ne pila un pietta, che cammina con gli zoccoli al piede. Io voglio fare un applauso veramente a tutti i ragazzi che partono, che non è una cosa facile, che vanno a Londra. Ma a Londra c'è un sistema, amici, completamente diverso dal nostro. Tu vai a Londra, caspita, ci sta la situazione politica che è diversa dalla nostra. C'è stato questo scandalo, non so se l'avete saputo, di Panama Papers, sicuramente, no? I soldi a nero che si sono portati. Ecco, Maria è una persona seria, non ha i conti all'estero, conti ce l'ha in studio, vedete? È un conto a nero, però diciamo è e il primo ministro inglese Cameron subito è andato, ha fatto la sua dichiarazione, preciso, in Italia Banca Etruria, si sono presi i soldi dei risparmiatori, nemmeno una dichiarazione, se ne sono fuggiti. Ma pensate che un vecchietto si è andato a lamentare in banca, a Banca Etruria, dice ma com'è possibile? Voi siete dei ladri. In quel momento è entrato un rapinatore, ha detto questa è una rapina, ha detto il vecchietto mettetevi in fila, siete secondo, ma stanno facendo loro. Questo è il nostro paese. In Germania un'organizzazione, la sanità, è precisa, gli ospedali, in Italia gli ospedali. Non tutti, perché noi dobbiamo dire che l'Italia è un paese dove c'è gente che vuole lavorare, ma ci sono quella piccola parte che però creano dei problemini. Ci sono ancora quelli che sono i primi medici di se stessi,
quelli che dicono giovedì mi metto a malattia. Come fai a lo sapere una settimana prima? Si un fenomeno. Come fai? È una piccola parte, ma poi... C'è una situazione veramente assurda. Allora, io voglio dire una cosa, ma com'è possibile ancora che devono passare 6 mesi per farsi un attacco? Com'è possibile? 6 mesi per farsi un attacco in Italia! Mio cognato si voleva fare un attacco, è andato là, ha detto no, dovete aspettare 6 mesi. Ci sono, sapete, problemi tecnici, salvo che non conoscete qualcuno. Ma il Signore è grande. Dopo una settimana questo dottore è andato a mangiare nella pizzeria di mio cognato, ha aspettato mezz'ora per ricevere la pizza il dottore, si è lamentato, dice scusi ma quando arriva questa pizza? Arriva o non arriva? È andato mio cognato e ha detto dovete aspettare 6 mesi. 6, salvo se non avete una conoscenza, ci sono problemi tecnici. Avete chiesto una 4 stagioni, adesso è uscito dall'estate a primavera, aspettate l'autunno e l'inverno e abbiamo fermato. E allora io voglio dire un'ultima cosa, facendo innanzitutto prima i complimenti a tutti, a Emma, Elisa, Giacomo, Neck, tutti quanti, perché fate un lavoro strepitoso, straordinario. Io dico non sarà mai questa Europa unita fin quando, ecco, tutti i paesi dell'Europa devono avere le stesse opportunità. La qualità della vita di uno svedese deve essere uguale a quella di un abitante della Grecia. Cioè, l'Europa che noi vogliamo è diversa. Noi non vogliamo un'Europa dove a Berlino i conti tornano, mentre da noi i ragazzi partono. Grazie! Alessandro Ossiani.